Siamo in pieno centro, siamo di fronte anche a una scuola al liceo Berto, per cui nel pieno centro di Mogliano Veneto questi fatti sono veramente incresciosi, anzi preoccupanti, perché per quanto noi facciamo come investimento per la sicurezza, purtroppo succedono questi fatti. È una cosa incresciosa del quale siamo molto preoccupati e ci attendiamo che ci siano delle risposte, perché credo che a questo punto, dopo tutto quello che sta succedendo a livello nazionale, e noi a Mogliano non volevamo aspettarci una cosa del genere, credo che si devono intervenire con leggi più severe per calmierare questa situazione di disagio e di violenza nelle nostre città. Credo, per quanto ci attiene come comune, abbiamo fatto il possibile, anzi io ho chiesto ancora più soldi per la sicurezza nel nostro comune. Nell'ultimo anno abbiamo investito più di 600.000 euro fra ampliamento della caserma dei carabinieri, messa in sicurezza, videosorveglianza e quant'altro. Il fatto è che dobbiamo avere però anche delle leggi che permettono alla nostra polizia locale e carabinieri di intervenire con fermezza di fronte a questi fatti.